Operazione nella Sicilia occidentale con 6 arresti per scommesse e videopoker, interessato anche l'Agrigentino. Finanziamento per l'intelligenza artificiale nelle scuole. Rilascio delle autorizzazioni e funzionamento delle commissioni di vigilanza, i temi di un seminario ad Agrigento. La Democrazia Cristiana critica la scelta del sindaco di Canicattì di revocare il mandato ad un assessore. Per lo sport, tutti i gol della 12ª giornata in Serie D. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito nei titoli, operazione della DDA a Palermo e in parte della Sicilia occidentale su scommesse e videopoker. 6 gli arresti, interessata anche la provincia di Agrigento. Il servizio di Arturo Cantella. La direzione investigativa antimafia DIA ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. Direzione distrettuale antimafia DDA, con cui sono state disposte 10 misure cautelari personali, di cui una in carcere, 5 domiciliari e 4 divieti di esercizio della professione e dell'attività imprenditoriale. L'operazione è denominata Breaking Bet, le cui indagini sono state sviluppate dalla sezione operativa della DIA di Agrigento, ha così consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati a cui si contestano a vario titolo responsabilità in ordine alle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, esercizio abusivo di attività di intermediazione nella raccolta del gioco, tramite l'installazione di apparecchiature di gioco in assenza di concessione dell'Agenzia dei Monopoli, nonché estorsione aggravata dell'agevolazione mafiosa e trasferimento fraudolento dei valori. Le indagini hanno così consentito di acquisire un grave quadro indiziario circa la capillare distribuzione e l'installazione di postazioni per il gioco d'azzardo, resa possibile mediante la costituzione di società intestate a veri prestanomi, schermandone di fatto la reale titolarità. Tramite gli apparecchi collegati in rete a siti internet esteri, ai giocatori era consentito di partecipare a scommesse su eventi sportivi, nonché scegliere, oltre ai giochi di abilità a distanza, anche operazioni di gioco tipo videopoker, roulette, caratterizzate dalla lea e del fine del lucro. Dalle investigazioni sono emersi gravi indizi sui proventi dell'attività di betting destinate a contribuire al sostentamento economico delle famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata, ma anche in parte trasferite a esponenti del vertice della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, consentendo a Cosa Nostra, oltre all'arricchimento economico, di acquisire comunque il controllo diretto e indiretto di attività lucrative economiche nel territorio. Nel corso dell'attività della Polizia Giudiziaria della DIA sono state eseguite altresì perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti indagati, per i quali fino all'accertamento dell'eventuale colpevolezza in via definitiva vale comunque la presunzione di innocenza. E ora un'altra operazione, questa eseguita dall'FBI. Blitz della polizia e dell'FBI contro le famiglie mafiose che operano tra Italia e Stati Uniti. Fermi tra Palermo e New York nei confronti di 17 persone ritenute appartenenti o legate ad una storica famiglia palermitana. 10 arresti sono stati compiuti a New York e 7 a Palermo. In manette Francesco Rappa, Giacomo Palazzolo, Giovan Battista Badalamenti, Salvatore Prestigiacomo, Isacco Urso, Salvatore Prestigiacomo e Maria Caruso. Contestualmente, dall'altra parte dell'oceano, gli agenti federali americani hanno eseguito 10 misure restrittive a carico di altrettanti soggetti indagati per gli stessi reati.
A tornare al centro di un'indagine congiunta dello SCO e dell'FBI è la famiglia mafiosa newyorkese dei Gambino, protagonista dell'inchiesta Pizza Connection condotta da Giovanni Falcone negli anni '80. I cugini americani continuano a fare affari con gli affiliati siciliani, in particolare con vecchi boss dei clan palermitani di Torretta, Partiniche e Borgetta. Dall'indagine è emerso lo stretto rapporto che continua a legare le due organizzazioni criminali. Intelligenza artificiale nelle scuole. C'è un finanziamento per la sperimentazione da parte della Regione Siciliana. Utilizzare l'intelligenza artificiale al fianco degli insegnanti per aiutare e sostenere i ragazzi nello studio. Con questo obiettivo la Regione Siciliana, attraverso l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, mette a disposizione 1,8 milioni di euro per i bienni delle scuole superiori. I progetti presentati dagli istituti potranno essere finanziati fino a un massimo di 80.000 euro e dovranno essere realizzati negli anni scolastici 23-24 e 24-25, coinvolgendo almeno 2 classi prime per almeno 3 o più materie del corso di studi. Per i nostri ragazzi l'intelligenza artificiale è già una realtà, ha dichiarato l'assessore regionale al ramo Mimmo Turano. La scuola deve gestire questo cambiamento non per sostituire la didattica tradizionale con le nuove tecnologie, ma per integrarla. L'elemento umano è imprescindibile, come lo è il ruolo degli insegnanti. Tra l'altro può anche aiutare contro la dispersione scolastica che caratterizza i primi 2 anni delle scuole superiori, offrendo ai ragazzi un sostegno nella comprensione degli argomenti e un aiuto virtuale disponibile. L'intelligenza artificiale potrà essere utilizzata per proporre esercizi, apportare correzioni, generare esempi, informare allo stesso tempo gli insegnanti dei progressi degli studenti. Il funzionamento dell'intelligenza artificiale dovrà badarsi inoltre su materiali didattici come lezioni, esercitazioni, libri, in modo da offrire contenuti attendibili che possono essere gestiti dagli stessi insegnanti in base alle esigenze dei singoli studenti. Un requisito indispensabile dei progetti dovrà essere la collaborazione con le università e gli enti di ricerca italiani, cui spetterà il compito di garantire la formazione dei docenti. In aggiunta, gli istituti scolastici potranno presentare una sola proposta progettuale, avranno la facoltà di scegliere come partner enti internazionali con esperienza nel settore. Nel caso di risultati positivi, le applicazioni dovranno poter essere adottate anche dalle altre scuole. Gli istituti scolastici avranno così tempo fino al prossimo 30 novembre per presentare la domanda di partecipazione, trovando i moduli nel sito della Regione Siciliana. Presentati presso il Comando Provinciale di Agrigento il calendario 2024 e l'agenda storica dell'Arma dei Carabinieri. Vediamo. Questa mattina, subito dopo la presentazione nazionale avvenuta a Roma da parte del comandante generale dei Carabinieri Teo Luzzi, anche presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento si è svolta la presentazione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2024, realizzato dal celebre studio design Pininfarina con il contributo dell'editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi. Il calendario storico 2024 è dedicato al tema i carabinieri e le comunità e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività, una presenza costante accanto alla cittadinanza da momenti storici per il nostro paese, come il referendum tra la monarchia e la Repubblica del 46, e quelli della vita quotidiana, come la recente alluvione in Romagna, la vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni, piccoli e grandi, ai bisogni delle persone delle città metropolitane, fino ai borghi più remoti della provincia, con i quali i carabinieri corrispondono alle istanze di assicurazione sociale proprie di ogni comunità, sono il fil rouge che ha caratterizzato da sempre l'Arma dei Carabinieri, che ci accompagna attraverso i 12 racconti del calendario 2024. Le storie descritte dalla penna di Gramellini narrano alcune delle gesta più eroiche, come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole, altre appartenenti alla vita di tutti i giorni, il sostegno alle persone più fragili, nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid-19.
Le storie sono 12, eterogenee per epoca storica, ambientazione, geografia, avvenimenti narrati, sono unite alla capacità di ascolto e alla vicinanza dell'arma, filo conduttore che attraversa l'intera narrazione del calendario. Una banda rossa creata dalla matita di Pininfarina che parte dalla fiamma emblematica dell'Arma dei Carabinieri e avvolge l'intera opera attraverso uno dei segni distintivi e significativi dell'uniforme dell'Arma che caratterizza i pantaloni del carabiniere. Una banda che nell'immaginario delle italiane e degli italiani è diventata simbolo di forza amica, sempre presente nei momenti e nei luoghi delle nostre vite. Storia e quotidianità nel nuovo calendario 2024 dell'Arma dei Carabinieri. Sì, si rinnova anche quest'anno questa tradizione dell'Arma dei Carabinieri di presentazione del calendario storico che un po' racchiude questo legame tra i cittadini e l'Arma dei Carabinieri. Un calendario presente in tutte le case, nei negozi e presente nella vita delle comunità. Il calendario per noi rappresenta una tradizione, un punto di incontro tra quella che è la storia e l'innovazione e quindi la missione istituzionale. In questo caso il calendario ha appunto il titolo di Carabinieri e Comunità, quindi le storie che sono raccontate, le 12 storie, una per mese, sono significative di questa tradizione, di questo collegamento tra Carabinieri e comunità. Sono impreziosite da grafiche curate dallo studio Pininfarina, quindi da un'eccellenza italiana, e dai racconti di uno dei più grandi narratori attuali, ovvero Massimo Gramellini, che in ogni storia ha inserito ovviamente il suo timbro, la sua classe, il suo stile molto particolare che dona ulteriore lustro alle storie raccontate. Per cui anche in questo caso l'Arma si racconta e si racconta attraverso immagini e storie che affondano le radici nella tradizione dell'Arma, quindi in episodi particolari come i martiri di Fiesole, quindi il loro sacrificio durante la guerra di resistenza, ma anche storie della cronaca più recente come l'impegno durante la pandemia, o anche storie molto particolari come il salvataggio di una donna che tentava il suicidio. Quindi il calendario si presenta oggi, viene presentato a livello nazionale. La vicenda dell'Ipia di Agrigento finisce all'Ars con una interrogazione parlamentare. Arturo Cantella. Presentata ieri un'interrogazione parlamentare con primo firmatario l'onorevole Ismaele Lavardera del gruppo Sud Chiama Nord, insieme a 7 parlamentari sugli interventi urgenti al fine di trasferire l'Ipia Fermi di Agrigento in una sede più sicura e idonea. Il 6 novembre ultimo scorso, dopo aver inoltrato una lettera agli organi preposti, abbiamo denunciato alla stampa, insieme agli amici del Circolo Rabat di Lega Ambiente, la situazione di stallo che mantiene dopo 9 anni l'istituto Ipia nei locali presso la zona industriale. Riteniamo, afferma la nota stampa il Codacons, che la zona industriale vada immediatamente restituita alla piena fruibilità delle aziende agrigentine tenute alla canna del gas, forse di proposito da una politica del non fare che non ci appartiene. Siamo felici che il vicepresidente della Commissione Antimafia regionale, il presidente di Sud Chiama Nord, Lavardera, ha fatto sue le nostre rimostranze, presentando una interrogazione parlamentare che ha raccolto, oltre alla firma del primo firmatario, ben 6 firme di altrettanti parlamentari regionali. Adesso si attende una risposta che darà il governo Schifani, poi ci muoveremo di conseguenza. Non nascondo che se non dovessimo avere risposte concrete entro poco tempo inizierò un sit-in ad oltranza davanti all'istituto, incatenandomi al cancello della scuola. Imbarazzante come sempre il silenzio della deputazione agrigentina, afferma il Codacons, che ben conosce la problematica e che nulla ha fatto per non perdere il contributo di ben 19 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza dell'ex istituto Ipia Fermi, chiuso per cemento depotenziato. 19 milioni di euro che avrebbero anche prodotto posti di lavoro, ridato dignità alla nostra città, ma che nel silenzio anche di una classe politica locale inerme e sottomessa alla deputazione non va altro che accettare ciò che decidono i deputati irriconoscenti del proprio territorio. Questo quanto affermato in una nota stampa dal Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente, dei diritti dei consumatori della sede provinciale di Agrigento.
Per il deputato della Democrazia Cristiana Carmelo Paci, capogruppo all'Ars, la scelta del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo di revocare l'incarico all'assessore Gioacchino Asti è una scena incomprensibile. Il servizio di Arturo Cantella. Nota stampa dell'onorevole Carmelo Paci della Democrazia Cristiana per affermare come apprendiamo con sbigottimento quanto accaduto in relazione alla determinazione del sindaco di Canicattì di sollevare dall'incarico l'assessore comunale Gioacchino Asti, espressione in giunta del nostro partito. Ritenuto che tale scelta risulta incomprensibile e priva di plauso fondamento, appare ormai cronaca la schizofrenia politica di un sindaco sempre più assoggettato al suo padrone politico, in quanto tale dedito a favorire e a secondare ogni rendiconto o desiderio di chi timoroso, postulante e preoccupato dell'avanzata del partito della Democrazia Cristiana cerca erroneamente di porre dei freni e dei limiti all'opzione libera e democratica dei cittadini e dei consiglieri comunali che scelgono di stare in un partito aperto e pluralista. Questo quanto dichiarato dai consiglieri comunali della Democrazia Cristiana Giuseppe Alaimo, Carmelo Ferraro, Gioacchino La Greca, Mimmo Licata e Giuseppe Lo Giudice. Fa specie pensare, continuano, che il sindaco del comune di Canicattì, anziché occuparsi dei problemi del territorio, si preoccupi su un mandato altrui della possibile adesione di altri consiglieri comunali al partito della Democrazia Cristiana e di argomenti che riguardano primariamente il Consiglio Comunale di Canicattì, le commissioni consigliari permanenti, per i quali, come in ogni occasione precedente, ogni sua ingerenza è sempre stata un abbaglio per l'amministrazione comunale, costantemente costretta all'incapacità di scelte sagge e poco utili alla città e al buon andamento dei rapporti istituzionali tra vari organi dell'ente. Non volendoci piegare, affermano i consiglieri comunali della DC di Canicattì, ai voleri del sindaco Corbo, di chi lo manovra, ringraziamo l'ex assessore Asti per l'encomiabile lavoro svolto al servizio della nostra comunità, prendendo atto che tale decisione ci pone sin da subito all'opposizione di questa amministrazione comunale, lavorando con determinazione e lungimiranza ad un coinvolgimento della classe migliore della nostra città per la costruzione di un progetto amministrativo alternativo serio, degno della storia. Davide Cacciatore è il nuovo vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Agrigento, eletto quasi all'unanimità. Ha ottenuto infatti 18 preferenze su 19 votanti. 2 palermitani sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo per contrabbando di sigarette. Nei giorni scorsi, nell'ambito del dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano hanno proceduto all'arresto di 2 cittadini palermitani colti in flagranza del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, mentre trasportavano 45 kg di sigarette. Le fiamme gialle, durante il quotidiano servizio di controllo sui traffici commerciali, notavano transitare una macchina sulla quale nei sedili posteriori erano posizionati 3 scatoloni ingombranti da oscurarne il lunotto posteriore. All'atto del controllo, i 2 soggetti presenti nella macchina affermavano di trasportare capi d'abbigliamento e di non essere provvisti di alcun documento di acquisto della merce. L'immediato riscontro seguito dai militari della Guardia di Finanza consentiva così di appurare come il reale contenuto degli scatoloni fosse un illecito carico di bionde di diverse note marche, tra cui Marlboro, Winston, Philip Morris, Merit. I 2 soggetti venivano così tratti in arresto in violazione dell'articolo 291 bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale per contrabbando di. L'odierna attività di servizio mira quindi a contrastare la commercializzazione di sigarette in ambito nazionale in assenza del pagamento dei diritti dovuti all'erario, ammontanti nel caso specifico a circa 9.000 euro, nonché alla tutela dell'economia sana. Cessate il fuoco è il titolo della manifestazione per la pace e i diritti umani in programma ad Agrigento in piazza Ravanusella sabato alle 17:30. Il servizio di Arturo Cantella.
Sabato prossimo 11 novembre alle 17:30 in piazza Ravanusella si terrà la manifestazione per la pace organizzata dalla rete delle associazioni agrigentine, che include le associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio, che si sono unite per chiedere il cessate fuoco in Palestina. In particolare la rete agrigentina delle associazioni chiede il rispetto delle risoluzioni emanate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che condannano tutti gli atti di violenza contro civili palestinesi e israeliani, chiede una tregua umanitaria immediata, duratura e prolungata che conduca alla cessazione delle ostilità. Inoltre, considerato il grande numero di bambini vittime della guerra, la rete delle associazioni chiede che venga messa al centro la tutela dei diritti dei minori. A questo proposito viene citata la regina d'Amarete, figura storica cragantina, figlia del tiranno Tirone, che nel 480 a.C., dopo la battaglia di Mera, pretese che nel trattato di pace fosse inclusa la clausola che proibiva ai cartaginesi di sacrificare i figli maschi primogeniti al dio Baal. In cambio la regina permise ai cartaginesi catturati di ottenere la libertà. Per questo D'Amarete è riconosciuta come la prima protettrice dei diritti dell'infanzia nella storia. Nel suo nome la rete delle associazioni di Agrigento chiede la tutela dei diritti dei bambini di tutti i territori di guerra. La manifestazione si svolgerà alle 17:30 intorno all'Ulivo al centro della piazza Ravanusella, albero per eccellenza del simbolo della pace. Diverse e tante le associazioni che aderiscono, tra cui l'Arci John Belushi di Agrigento, Immagina Working, il FAI Giovani, Lega Ambiente, la Core, Laici Missionari Comboniani, il Conalpa Delegazione di Agrigento, l'Ampi Agrigento, il Nuin Baieto, Team Spiagge Pulite, il WWF Sicilia Area Mediterranea, Centro Consumatori Italia, Azione QR Agrigento, Plastic Free Sicilia, Amnesty International, Gruppo 283 di Agrigento. Rilascio delle autorizzazioni e il funzionamento delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sono stati gli argomenti del seminario che si è tenuto ad Agrigento. Ci sono le interviste di Arturo Cantella. Ingegnere, parliamo di questo convegno dedicato alla sicurezza, dove avete coinvolto anche le forze dell'ordine. Da cosa nasce l'esigenza di discutere di questa importante problematica? Sì, oggi l'Ordine degli Ingegneri si fa promotore in realtà con la partecipazione autorevole della Questura, della Prefettura, del Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, per tutti insieme, interlocutori assieme agli enti territoriali, quindi ai comuni e ai responsabili degli uffici tecnici, oltre che ovviamente ai professionisti, per trattare e approfondire le tematiche inerenti al pubblico spettacolo, perché gli ultimi eventi degli ultimi anni, basta ricordare quello che è successo nel 2017 a Piazza San Carlo a Torino, il panico della fuga di quel momento ha provocato quasi 1600 feriti e una donna è stata schiacciata. Le ultime direttive e le ultime circolari, cominciate da quella a Piantedosi e quella del DM del 22, impongono un approfondimento, e quindi l'Ordine degli Ingegneri come sempre si mette a disposizione degli enti territoriali, delle istituzioni e dei professionisti per un approfondimento, per trovare le soluzioni migliori e per capire quali possono essere le criticità e affrontarle e risolverle con i principali interlocutori, che sono poi quelli che anche rilasciano l'autorizzazione, ovvero la Questura di Agrigento. Ecco, oggi un interessante convegno dedicato alle manifestazioni pubbliche. Ecco, come Ordine degli Ingegneri vi fate promotori di questo argomento, un argomento importante e molto attuale. Sì, abbiamo raccolto l'esigenza che è venuta dai colleghi iscritti, perché gli ingegneri che in questi argomenti, nell'argomento specifico dei locali di pubblico spettacolo e delle manifestazioni a carattere temporaneo in particolare, svolgono un doppio ruolo: il ruolo di progettista, di certificatore, di redattore dei piani di sicurezza, ma anche il ruolo di controllore, perché sono chiamati a partecipare alle commissioni di vigilanza, sia comunali che provinciali, quelli indetti dalla Prefettura per intenderci. Il parere delle commissioni è vincolante per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura. La Questura autorizza una manifestazione o dà la licenza a un locale di pubblico spettacolo a seguito di un parere favorevole
espresso dall'organismo tecnico che sono le commissioni appunto di vigilanza. Quindi in questo senso è indirizzato soprattutto ovviamente agli iscritti, però abbiamo voluto allargare la partecipazione agli enti locali, che anche loro, il sindaco può trovarsi a partecipare ai procedimenti come presidente della commissione di vigilanza comunale, ma anche come organizzatore. Le amministrazioni comunali spesso organizzano eventi che devono essere autorizzati, quindi anche loro hanno questo doppio ruolo. La questura è quella che in Sicilia ancora rilascia le autorizzazioni, perché da Villa San Giovanni in poi è il sindaco che rilascia. L'autonomia siciliana non ha ancora permesso di recepire il transito di poteri dallo Stato agli enti locali, per cui in Sicilia rimane ancora in capo alla questura il rilascio delle autorizzazioni. Un'interessante iniziativa oggi il convegno all'Ordine degli Ingegneri, cui partecipate anche le forze dell'ordine sulla sicurezza. Ecco, voi svolgete un ruolo importantissimo in questa materia, siete quelli che poi intervenite per la maggior parte quando ci sono delle problematiche. Ecco, il vostro consiglio e il vostro parere come Vigili del Fuoco. Allora, il parere è che questi seminari sono ottimali, perché permettono in qualche modo un incontro tra chi ingegneri dovranno istruire le pratiche delle commissioni comunali e provinciali e chi in qualche modo poi le dovrà verificare. Quindi io ritengo che sia un'ottima iniziativa, un'iniziativa che va nella direzione della sicurezza e che evita tanti magari malintesi che è il caso che non ci siano. Quindi ritengo che sia un'ottima organizzazione e un'ottima iniziativa. Il tema è un tema molto delicato, è un tema tipico dei paesi e dei regimi democratici come il nostro, dove si tratta di conciliare esigenze diverse, apparentemente opposte, magari anche contrastanti, in maniera tale da riuscire a garantire al più possibile i due valori in gioco, che sono da una parte la sicurezza e dall'altra però il mantenimento delle tradizioni, il divertimento, gli attrattori turistici, perché le manifestazioni sono quasi sempre anche attrattori turistici, che è inutile dirlo, per la Sicilia oggi è molto importante. Ecco, quindi la manifestazione di oggi è una manifestazione a cui io tengo molto personalmente e per ciò che rappresento, in quanto sarà un momento di incontro fra chi organizza e chi controlla, perché, come mi piace dire, non deve esistere un controllo indifferente. Il controllo deve essere partecipativo, deve cercare di assicurare l'obiettivo, che è appunto quello di farle le cose, perché non farle è la soluzione più semplice. Le cose vanno fatte, però vanno fatte mantenendo la sicurezza. A dirla così è facile, chiaramente. Il problema è poi caso per caso saper valutare e trovare delle soluzioni. Spesso non è indolore, ma dobbiamo imparare a farlo. Professore, un importante convegno oggi sulla prevenzione dei rischi, sulle manifestazioni pubbliche, cui voi siete i partner attivi perché rilasciate le autorizzazioni. Sì, noi rilasciamo le autorizzazioni e ci sembrava giusto mettere un attimo a fattor comune le regole nuove o meno nuove, perché molte risalgono al 1930, qualcun'altra al 2018 e altre appena più recenti, ma per fare un punto ed essere tutti quanti, partire tutti col piede giusto anche per il prossimo anno. Questore, le dispiace andare via da Agrigento? Forse lei è stato uno dei questori più precoci. Questa promozione, ecco, ci racconti un po' cosa resta della nostra città, allora, nei suoi ricordi ovviamente. Lo dicevo in questi giorni a qualcuno dei miei collaboratori, l'esperienza agrigentina è stata sicuramente la più breve nella mia carriera, non sono mai stato meno di 2 anni e mezzo in un luogo, e però è forse quella da cui mi distacco con maggior voglia di tornare presto. Sindaco, voi siete parte attiva come comuni che organizzate gli spettacoli, siete oggi coinvolti in questa iniziativa che riguarda proprio l'organizzazione degli spettacoli nelle piazze, in particolare questo evento organizzato dall'Ordine degli Ingegneri. Il suo parere qualificato proprio di un sindaco che è alle prese con l'organizzazione di un evento?
Sì, noi dobbiamo ringraziare oggi l'Ordine degli Ingegneri perché anche come enti locali abbiamo cercato di stimolare questo dibattito, un vero e proprio dibattito che ci ha portato diverse criticità in modo organizzativo e soprattutto nel periodo estivo. Quindi un grazie, un plauso all'Ordine degli Ingegneri per questo momento di confronto qualificante. Devo dire che anche Sua Eccellenza il Prefetto già diverse volte aveva dimostrato e palesato la massima disponibilità anche all'appello che i sindaci, gli enti locali avevano lanciato, che vogliono notizie certe, che vogliono normative certe e dobbiamo organizzare il tutto con la massima legittimità, con la massima legalità degli atti, ma dobbiamo sicuramente non far perdere quelle che sono le nostre tradizioni, soprattutto nei comuni che oggi stanno investendo tanto su un turismo particolare e quindi vogliono che i borghi siano anche centro propulsivo di iniziative sociali e culturali. Breve pausa per la pubblicità e torniamo. Conclusa a Messina la lunga vertenza dei lavoratori ex Ferrotel, il servizio. Questa vertenza nasce nel 2011, l'Orsa l'ha presa in carico circa un anno fa e in questo momento si stanno occupando del corso di sicurezza, ci saranno le visite mediche, è una vittoria comunque per l'assunzione di queste persone che svolgeranno un tirocinio per il CAS, una parte in viabilità e una parte al centro radio, per cui al CAS diciamo che l'Orsa sta gestendo una buona parte degli esattori, dei neo assunti esattori e una parte dei tirocinanti. Per quanto riguarda quelle che sono le mansioni, esse non entrano in conflitto perché da una parte abbiamo gli esattori che hanno la mansione, l'indennità manutenziale, dall'altra parte viabilità e centro radio che non prevedono comunque alcuno scontro con la parte esazione, indipendentemente da quelle che sono le situazioni che si stanno svolgendo in questo momento. È una grande vittoria dell'Orsa, peraltro ad una settimana dall'elezione questa chiaramente mi rende orgogliosa della riuscita di questa soluzione che era ovviamente che era stata lunghissima. Parliamo di diversamente giovani perché chiaramente hanno un'età che supera i 45-48 anni, viene ripristinato quindi l'inserimento al lavoro perché comunque in questo caso si parla di dignità indipendentemente da quella che è la parte dell'età, è fondamentale. L'Orsa come sempre sta accanto a tutti i lavoratori ma soprattutto a quelli più fragili. Il tirocinio durerà circa un anno, successivamente ci sono altri 2 anni da coprire, adesso vedremo come, e poi ovviamente si lotterà per la stabilizzazione. E restiamo a Messina, la Lega antidroga rischia lo sfratto. Dobbiamo vedere che intenzioni ha l'Istituto Case Popolari. Se loro ci eliminano questo bando o perlomeno tolgono questa bottega dove noi siamo dalla vendita, dal bando di vendita, e allora tutto a posto, continuiamo a pagare il canone come paghiamo. Se ci propongono di raddoppiare il canone perché è troppo poco, io gli farò capire che secondo la legge del terzo settore loro dovrebbero darci, o meglio potrebbero darci, però dovrebbero secondo me, darci incomodato i locali. Anche se sono un ente economico, non ha importanza, è sempre un ente pubblico. Per questo motivo sto scrivendo anche alla Regione per interessare il Presidente, l'Assemblea, i vari assessori, proprio per ricordargli che c'è questa legge, bisogna attuarla. Noi è dall'84 che siamo lì perché allora il Presidente di allora è stato sensibile, ha riconosciuto la valenza della nostra associazione e quindi ha riconosciuto che quella bottega lì che non serviva più a niente in quanto che c'era il vecchio ente antitracomatoso che era della provincia, quando c'era il tracoma che era epidemico, poi è stato chiuso, abbandonato, quasi distrutto e noi l'abbiamo sistemata poi quella. Quindi ci ha dato un bene di cui non se ne faceva niente. Fra l'altro forse noi siamo gli unici che paghiamo realmente l'affitto perché ci sono tanti morosi. Per questa cosa capisco le preoccupazioni del commissario che deve fare cassa perché deve recuperare, sistemare il bilancio, questo lo capisco, l'hanno messo apposta come commissario, però dovrebbero prima cercare tutti quei locali che sono abbandonati, occupati da abusivi
o da persone che non pagano niente, invece di disturbare chi lavora per la società, chi lavora per la città, per la provincia, per la Calabria, per la Sicilia, perché noi assistiamo di tutto. Ecco, vogliamo far capire, questo si tratta anche di salvare un'attività che è importante per il nostro territorio. Certo, che è importante, un'associazione che dà ascolto, accoglienza, non c'è a Messina realmente, ci sono delle comunità che bene o male li tengono fino alle 5 di pomeriggio, poi se ne vanno a drogarsi di nuovo, insomma un centro vero e proprio di accoglienza non c'è, c'è quello nostro. Noi siamo associati alla comunità Incontro, il nostro operatore che è uno che si muove per tutta la Sicilia e la Calabria e abbiamo salvato tante persone, molti purtroppo vuoi per AIDS o per altre cose non ci sono più, però abbiamo ottenuto dei risultati e vorremmo continuare a farlo. E ora un servizio sulla visita di Carlo Calenda a Catania. La Sicilia ha tutti i poteri per fare quello che deve fare e la situazione, è chiaro che 2 anni sono relativamente pochi per giudicare un governo, io non sono siciliano quindi sono estremamente prudente nel farlo, ma certamente c'è oggi una condizione appunto dei servizi essenziali, quelli di cui parlavo prima, sanità e scuola innanzitutto, disastrosa, così come i soldi sulle infrastrutture, cioè noi non siamo in principio contrari all'idea del ponte sullo stretto, ma se tu non riesci a fare le rotaie o a rimettere a posto le strade, dico fai prima quello. Allora io ripeto, non voglio dare giudizi affrettati, non sono siciliano, sono molto prudente quando vado nei posti a dare giudizi quando ovviamente non ci vivo. Però quello che mi sembra di poter dire e riguarda molte amministrazioni locali è che quello che stiamo perdendo è la grandissima occasione rappresentata da fondi del PNRR che rimangono lì e non vengono spesi e in aggiungo sulla Sicilia lo spettacolo di una maggioranza che litiga sugli amministratori, cioè sui manager della sanità perché se li deve spartire è uno spettacolo indegno visto le condizioni in cui è la sanità in Sicilia. Senta, sai che chi gestisce anche queste spartizioni sono i vecchi nomi, cioè Cuffaro, Lombardo, lo stesso Schifani, insomma sono dei nomi di un'altra epoca. Ma sono stati votati. Allora il problema è sempre lo stesso, non è che la politica è cattiva e i cittadini sono buoni, i cittadini votano la politica. Certo, la politica ed è il lavoro su cui siamo impegnati, deve offrirgli un modo di farla più retto, più profondo, meno superficiale. E questo ci stiamo lavorando tantissimo, in Sicilia abbiamo amministratori capacissimi, dal sindaco di Siracusa, Mazzara, tantissime persone, una classe dirigente di persone preparate, però allo stesso tempo cavolo, io non capisco come fa un siciliano a votare Cuffaro, cioè per me è veramente incomprensibile. Siamo allo sport calcio, vediamo i gol della 12ª giornata di Serie D a cura della redazione di Wisport. Il ritiro dell'FC Lamezia Terme con le conseguenti variazioni in seno alla classifica ha accentuato gli scricchioli di un campionato che mai avrebbe immaginato ai primi di novembre di assistere ad una così prematura uscita di scena. Poi per fortuna c'è il campo ed è lì che le nostre attenzioni si rivolgono, iniziando nella nostra puntuale goal collection del lunedì da chi è in vetta alla classifica, quel Trapani che interrompe con un pareggio la striscia di 10 vittorie consecutive. Nel derby siciliano di colore granata lo scatto iniziale è della Cireale che parte forte con il rigore di Montaperto, pareggio che arriva a conclusione del primo tempo con il colpo di testa di Gagliardi. Virtualmente in testa, in coabitazione con il Trapani avendo pareggiato una sola partita, il Siracusa che infila la 10ª vittoria consecutiva schiacciando la Gioiese per 4-0. Tutto troppo facile per gli uomini di Cacciola che vanno a segno 2 volte già nel primo tempo con Favetta e Forchignone. Nella ripresa Domenico Maggio firma una doppietta e appaia in cima alla classifica capocannonieri Giuliano Alma, suo compagno a quota 9 reti. In mezzo a Trapani e Siracusa c'è la Vibonese a completare un terzetto indemoniato. L'11 di Boucher batte la nuova Igea Virtus con le reti di Ciotti, Gaeta e Tandara, oggi distante un solo punto dalla capolista. Quarta della classe resta il giovane Licata che ribalta l'iniziale svantaggio del Portici ad opera di Riccio con il capolavoro balistico di Murgia su punizione e il 2-1 di Saito, implacabile tu per tu col portiere.
Successo di misura per la Reggio Calabria che viola il Mimmo Rende di Castrovillari con la rete di Rossetti che permette agli Amaranto di ritornare almeno sul campo alla gioia dei 3 punti. Vince con merito il Città di Sant'Agata contro il San Luca. Nel primo tempo i biancazzurri concretizzano con Carrozzo e Aquino, ma si adagiano e vengono puniti da Bukva e Danfa. Nella ripresa Mincica e Logrande siglano il 4-2 finale che permette al Città di Sant'Agata di presidiare l'attuale quinto posto. Piazzamento condiviso con il Real Casalnuovo e con l'Acragas. I campani battono tra le mura amiche il Locri per 2-1. Nel primo tempo all'incornata di Dore risponde dal dischetto Marsico. Nei minuti di recupero Pinna si guadagna e poi trasforma il calcio di rigore che vale la vittoria. Medesimo punteggio che permette all'Acragas di ritornare alla vittoria grazie alle firme di Trombino e di Di Mauro. Per la San Cataldese tardiva la rete di Durmush che vale il gol della bandiera. Termina qui la nostra 12ª Goal Collection. Appuntamento a lunedì prossimo per un nuovo focus sul girone I di Serie D. Ebbene è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione e arrivederci. Uscire dalla violenza? Si può. Chiama Telefono Aiuto 0922 22 922 o 800 961 931. Per la tua pubblicità su TVA chiama il numero 337 96 55 60.